castello di San Martino della Vanezza si trova lungo l'argine del fiume Bacchiglione a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova. Fin dall'antichità esso rappresentava sia un punto strategico di difesa militare che di riferimento per il traffico mercantile. Costruito su un piccolo appezzamento detto in dialetto Vanessa per la sua forma caratteristica obliqua, prende il suo nome dalla chiesetta di San Martino che si trova a poca distanza dall'antico maniero. Il primo sistema di difesa fu costruito dalla torre alta 20 metri intorno all'anno 1000. In seguito il castello venne ampiamente ristrutturato dai Carraresi che nel 1324 ne divennero proprietari. Le opere di modifica furono attuate sul recinto in pietra di tracheite alto 10 metri e sulla torre alla quale vennero aggiunte delle merlature in mattoni sporgenti a balzo a renderla così più sofisticata. Il castello di San Martino della Vanezza, edificio di difesa militare, è suddiviso su 6 piani e al piano terra del recinto si trovano le feritoie, che consentivano visibilità e facilitavano l'uso delle armi di quel tempo. Successivamente la fortezza diventò per opera dei veneziani nel 1405 un porto fluviale fulcro del commercio. Nel 1439 fu acquistato dalla famiglia Vendramin che fece costruire il primo mulino natante in funzione fino al 1800, dopodiché fu ceduto dall'ultimo erede di famiglia, i Filippini di Padova. Dopo alcuni passaggi di proprietà nel 1978 fu donato alla famiglia Antonini Papafava dei Carraresi, al Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei e quindi alla provincia di Padova, che ne attuò il recupero. Da qui nacque anche il Museo archeologico della civiltà fluviale del Bacchiglione, dove si possono trovare reperti che risalgono all'età del bronzo. Esiste poi una leggenda che narra di una giovane donna di nome Bice, schiva e silenziosa, che viveva in solitudine in un luogo angusto, attiguo al castello, e si dice che questa donna entrasse di nascosto nella torre da una piccola porta, la cui chiave era solamente in suo possesso. Ogni volta che Bice entrava nella torre di nascosto, lo faceva tenendo una brocca d'acqua in mano. Così, nella gente del paese si insinuò il sospetto che lei si recasse tra quelle mura celando un segreto. Questo fece sì che ben presto fu accusata di stregoneria. Un giorno la gente del villaggio non la vide più. Così, facendosi coraggio, entrò a cercarla nella torre, trovandola quasi esanime. La donna chiese di essere portata innanzi alla torre, a cui rivolse il suo ultimo sguardo prima di morire. E in quello stesso momento gli abitanti del villaggio si accorsero per la prima volta di un bellissimo rosetto innanzi alla torre, di cui nessuno dapprima si era mai accorto. Il Real Ghost Venice entrerà oggi nel castello di San Martino della Vanezza per scoprire quali altri misteri nasconde. Venite con noi. Cos'è il museo questo? Sì.
qua, Manuel, sentivi qualcosa? No, in questo punto non sentivo niente. Però c'è anche una stanza di là. Possiamo anche vedere. Questa è la stanza del piccolo museo. Avete sentito? C'è una ragazza bionda qui. Io volevo chiedere agli spiriti del castello, che abitano magari questo castello, se hanno piacere di creare con noi una comunicazione questa sera. Siamo venuti qui soltanto per raccontare la vostra storia o per cercare di parlare con voi. Crediamo che al di là del mondo fisico ci sia un mondo spirituale, quindi si possa in qualche modo creare una connessione in questo luogo pieno di storia, a maggior ragione. C'è qualcuno che si vuole manifestare in qualsiasi modo adesso, in questo momento? Ho sentito che tu Una cosa scorrere dal soffitto. qualcosa proprio che... Qui alla mia destra. Sì, da di là veniva. Noi attraverso questi strumenti qua che abbiamo in mano possiamo sentirvi. Se volete fare un rumore oppure parlare in uno dei nostri microfoni o accendere uno degli strumenti che abbiamo in mano. C'è qualche spirito che ci vuole accompagnare nelle stanze del castello? C'è una voce che mi sta dicendo di sì in testa. Maschile o femminile? Femminile, giovane. E dove vuole... C'è un posto dove ci vuole portare o Mi dice solo stanze. stanze? È al plurale, però stanze. Qua c'è molto... stanze... Camera. Camera? C'è qualche camera? Non so, una camera. Forse in origine, ma Forse- il castello non è più originale come una volta. L'hanno cambiato? Sì, un po' in configurazione un po' diversa. Come le camere. Ma ci dicevi che tu avevi sentito qualcosa, giusto? Sì. Nel museo Quindi dall'altra parte. dall'altra parte. Camminavano sopra... Sopra questo tipo di pavimento che, Che? come sentite, è molto rumoroso. Di là è speculare, uguale identico. È la stessa fotocopia, soltanto che qua non ho mai notato nulla di strano. A quel tempo penso che la lingua è molto differente da quella che parliamo oggi, quindi sicuramente un veneto molto arcaico, quindi non so se i nostri padroni di casa capiscono il linguaggio nostro. L'italiano. Sarebbe da provare a comunicare un po' con un linguaggio un po' simile al loro di quel tempo. Andiamo per giù o per su? Fate attenzione, spero non ti piedi. Una fila di voi. Chi c'è qua? Noi siamo saliti. Vuoi parlare con noi? Vuoi far illuminare qualche strumento?
Cosa vuoi dirci? Che hai fischiato? Sono gli allarmi. Ah, Puoi anche far risuonare l'allarme se vuoi. Perché volete che veniamo su? Grazie. sempre l'allarme. Ma è normale che faccia così? Sì, purtroppo sì. No, perché... Ma lo fa perché ci vede o... No, lo fa proprio perché è attivo. Ti sei buttato fuori da qua? O ti hanno buttato fuori da qua? Se era un sì, puoi far risuonare l'allarme? Per favore? Noi vogliamo solo comunicare con te. Ecco la luce. La luce. Temperatura. Brava. Bravo. Ti stai incuriosendo lo strumento che c'è per terra? Ecco qua. Grazie. Tocca anche l'antenna se ce la fai, per piacere. Ci tocchi l'antenna, per favore? Il massimo che quello strumento fa è suonare come prima e solo qualche lucetta colorata. Non ti fa del male. Visto? Fermati un attimo che ti facciamo una domanda, per favore. Ti puoi fermare? Grazie. Grazie. È vero che sei una donna allora? Se sei una donna, lo fai risuonare? Sei una donna? Ha toccato l'antenna. Io sto toccando l'antenna. Mm-hmm. Grazie. Grazie. Sei da sola qui? Se sei da sola, fallo illuminare un'altra volta. C'è un uomo con te? Se c'è un uomo, lo fai illuminare? Grazie. Ok, grazie. Grazie. Quindi c'è una donna in Sì. teoria. Sì, sì. Quest'uomo Ma tu hai era chiesto- qua in difesa, giusto? Ma tu hai chiesto se era da sola e non ti ha risposto. Sì. Hai visto? Mi hai risposto? Sì. Grazie. Grazie. Quindi era un soldato?
Non era un vero e proprio soldato. Era un cavaliere? Ma cos'è stato sul rumore? Grazie. Grazie. Basta, grazie. Forse vuole parlare di lui? Vuoi parlare di lui? Se vuoi parlare di lui, mandalo al viola, per piacere. Vai ancora? Tocca bene l'antenna. Grazie. Vicino solo un secondo. Ok, fermati un secondo per favore. Ti puoi fermare? Ho capito che ti piace, però Magari sta prendendo energia dallo ci strumento. può essere. Ferma. Quest'uomo viveva qua, in questo castello. Ok, grazie. Fermati un attimo. Dai buona. Cosa hai fatto? L'ho risettato un attimo perché Ah, ok. sicuramente non suonava a caso, però se no non riusciamo neanche a capire cosa risponde. Sei morta qui? Com'è che si chiamava quello della leggenda? Bice. Ma chiede se dice. A me viene in mente Letizia, ma non so perché. Ti chiamavi Bice per caso? Ti chiami Letizia? Sembrerebbe di sì. Grazie. Grazie. Se accendiamo la radio, avete voglia di parlare con noi? Grazie. Accendo? Ma cos'è che ti ha detto? Riguarda come chiede lei Letizia. No, sì. Secondo lei ha chiesto solo del nome, così, qua Letizia, lo sono sentito in me. È il cavaliere. Eh? È il cavaliere, Non so, non mi ha detto nulla. Adesso vi abbiamo acceso la radio. Se volete dirci qualcosa, parlare, potete dirlo anche attraverso la radio, oltre che attraverso di me. Cosa ha detto? Detto qualcosa. Puoi ripetere cosa hai detto, per favore? Ci dici una parola, per favore? Un nome? C'è ancora qualcuno qui?
Io non vedo quello che sei. Vieni qua con la luce che è sulla pagina bianca. Tira su un ditino. Ed era un grande. Sì. Sì. Ed era un grande sì. Eri su un... era. Quindi c'era qualcuno. C'è Letizia? Accovacciò. Poi c'è anche un Silly. C'è Letizia qui? Se potesse arrivare. Potesse. Come si chiama il cavaliere che stava qui con Letizia? Cosa piantare? No, era Pietà e no, Speranza. era per recuperarla. Te l'ho spostato io, sono andato su col dito perché se lo metti troppo così non riesco a leggere. Un po'. Era su per recuperarla. Vi fa piacere che usiamo il libro per comunicare con voi? Intellettuale. Aspetta, da intellettuale. Curiosità intellettuale. Volete ancora giocare con lo strumento che è per terra, quello che si accende con le luci colorate? Al di là. Verso un porto ora. Probabilmente questo discorso è collegato storicamente alla Repubblica di Venezia, che erano in conflitto. Probabilmente il dominio delle acque. Con i carraresi? Sì. Anche nell'Adige c'era questo battibecco con i veneziani, perché sbucavano spesso da fiumi e i carraresi erano molto territoriali, quindi difendevano molto il territorio. Quindi in sostanza ci stanno raccontando un po' la storia, in realtà. Perché ci hai voluto in questa stanza? Per te è importante questa stanza? Gelido. Gorgo gelido. Gelido. Volete che veniamo al porto? Dal lago. Dal lago. Se non mi ricordo male dalle testimonianze, passava proprio questa buca che è qui davanti. Sì, questa qui era Sì, il posto dove si allagava. sì. Ma quale, scusa? Dopo Qua davanti, dopo il questo recinto, fuori. questa fuori. buca qua una volta era piena d'acqua, Sì, sì, era sì. collegata con il fiume. I bacchiglioni arrivano qua, le barche si Sì, sì, fermavano. sì. Dopo, quando ha rotto gli argini, ha preso un'altra strada. Era qua che controllavate il porto? Se c'è qualcuno qui, si può avvicinare allo strumento acceso? Non vi fa del male. Fa solo delle luci, qualche rumore.
Volete toccarlo, per favore? Tocca l'antenna. No, però non sta toccando. La temperatura che stanno sotto forse. La Serenissima vi ricorda qualcosa? Voi eravate dei carraresi per caso? Queste sono le postazioni d'attacco. Queste qua? Dove che gli arcieri si mettevano con la balestra o con l'arco in questa stessura Ma sì, e scagliavano ferito. gli attacchi. Potete fare un rumore per noi, per piacere? Accendi il mail. Siete donne? C'erano qui? Fatelo smettere per favore, davanti. Grazie. C'è un bambino? Un bambino qua. Puoi farlo smettere per piacere, anzi. Se c'è un bambino, ha voglia di giocare con la bambina. Dietro di te. E io ti prendo la pallina e te la metto davanti a me. Ok? Guarda, te la metto qua in questo incontro. Ok? Se vuoi, puoi farla muovere. Vieni qua. Tocca l'antenna. Ti piace di più quello strumentino? Se io ti tiro la pallina piano, Tu riesci? a farmi tornare verso di me. Ma come scopri l'antenna per toccare la pallina però, Prova. Tu la tiri a me e io tiro a te. Ma sei sicuro di essere un bambino? Togliamo la pallina? Ok. Va bene. Però se ti dà fastidio la pallina, perché non ce la tiri dietro? Spostala, no? Tiri una filastrina. Non ti fa nulla? Non è un tipo una bomba di un cannone o qualcosa del genere, eh? La prende con un'arma, tipo. Non è un'arma. Cosa è stato? Anch'io ho sentito Cosa? una voce. Una voce? Maschio, vero? Sì. Baron, sono tornato. Sono stato del corte. Potuto parlare con gli altri? Io ho sentito anch'io. Sono il custode.
Puto parlare! Però vuoi dirne qualcosa? Vuoi raccontarne qualcosa? Metteremo un po' le gambe, non so perché. Ora che siamo in vostro servizio. Siamo i servi della tua porta. Ci state osservando? Perché io mi sento osservata da di qua. Sì. Mi sento proprio leggero, Di solito in questi punti centrali. Ci stanno studiando. Vi davano fastidio i veneziani? Serenissima, vi dice qualcosa? Invasori. Sì. Carraresi e Serenissima non andavano d'accordo. O sbaglio? Sarà mica per quello che non vogliono parlare con noi siamo veneziani. Vi dà fastidio se siamo veneziani? Siamo qua in Paseno altri, Non facciamo più battaglie. Come sai che fece a me? Chi sei un paracarola qua? Fate attenzione a non scivolare perché è molto umido. Ci sono delle donne. Mi vedo qualcosa? Mi sento parò. Siamo tornati. Chi c'è qua? Io. C'è un uomo? Era qui. Ma è avanti con l'età. Io ho sentito dire Conte prima. Non è Conte Carraresi. Erano gli nobili? Conte ha detto. Ce l'avete coi veneziani? Chi è? Si chiama Letizia. C'è Letizia. Capisci perché? Ma c'è anche un bambino. Chi è che vive nella torre?